Allora, mi piacerebbe concludere questa serata raccontandovi la mia parola preferita, che è la parola vacanze, che deriva dal latino vacante, che vuol dire il tempo del vuoto. Per farvi capire quanto è importante il vuoto. E per me il luogo più vacanze in assoluto non è Sharm el Sheikh, non sono i Caraibi. Per me il luogo più vacanze in assoluto è la sagra di paese. Quanto bella è la sagra di paese. Ragazzi, la sagra di paese è una cosa tutta italiana, di grande bellezza. Serviamo il numero 86. All'estero non ce l'hanno, come la Caponata, come la Cappella Sistina. Non sanno cos'è la sagra dei panzotti, dei ravioli di zucca, dello porco paesano, perché poi sono tutti momenti ossessivi compulsivi, le sagre, no? Con quelle sedie in plastica. E lo sfruttamento minorile autorizzato dei camerieri, dove il fisco è un'opinione e al Don Mario non gliene frega un cazzo. Con la zia Maria che gira queste enormi teglie di pasta al sugo, pasta alla lepre, ai porcini dei castelli, perché poi il sugo varia a seconda della regione. La zia Maria c'è sempre! Serviamo il numero 87. E poi c'è sempre quelle orchestrine con quei nomi così romantici, tipo Orchestra Allegria Sogno Italiano. E la cantante con lo spacco che a un certo punto dice sempre questa frase: la prossima mazurka la dedichiamo a tutte le capi in pista. Che tu ti chiedi per chi lei pensava di aver suonato fino a quel momento. E poi la cosa che mi piace di più in assoluto è la pesca di beneficenza. Il primo premio qual è? La mountain bike! Al nord, dalla Toscana in giù, è il prosciutto, perché l'Italia non si è ancora unita davvero, ma tu non hai il coraggio di dirlo a quelle tre signore, sono sempre tre, come le parche, dicono: compra cara, compra, si vince sempre. Serviamo il numero 88. E per me la sagra per eccellenza è 18 agosto 2013, un'estate torrida in cui io, mia cugina e mio cugino facevamo la spola dalla casa all'ospedale perché la nonna stava male. Serviamo il numero 89. Siamo riusciti a spendere in 5 minuti 64 euro, vincendo nell'ordine 3 cappelli da sombrero, 3 boa rosa, 15 portafotografie con fotografie di altri già dentro, 8 tazze della Mulino Bianco che normalmente la Mulino Bianco ti regala e 12 confezioni di Padedas al mughetto.